Il sommario di questa settimana: impiantisti, formazione paradossale, bocciata dalle piccole imprese la riforma Fornero, centro consorzi, successo in fiera a Verona ed infine 12 aprile ultima chiamata per i gas fluorurati. Ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Gli impiantisti di Confartigianato Belluno dicono no alla formazione obbligatoria per installare impianti con fonti rinnovabili. Una nuova norma, che recepisce una direttiva europea, impone dal prossimo 1° agosto per l'esercizio dell'attività il possesso della laurea o almeno del diploma di scuola media superiore. In alternativa, chi è privo di tali titoli dovrà frequentare un corso di formazione specifico di almeno 80 ore, ma che in molti casi potrebbe allungarsi di parecchio. La categoria non ci sta, spiega Lino Bogo, presidente degli impiantisti di Confartigianato Imprese Belluno, perché il decreto coinvolge tutti i nostri associati che si occupano di installazione e manutenzione di caldaie, caminetti, stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici, pompe di calore. La nuova norma, prosegue il presidente Bogo, non tiene in minima considerazione l'esperienza e l'anzianità lavorativa, elementi che di sicuro permettono di avere titolo per esercitare e occuparci anche di nuove energie rinnovabili. Siamo di fronte ad una situazione paradossale, conclude il presidente Bogo, che rischia di estromettere dal mercato una parte consistente delle imprese artigiane. Le piccole imprese bocciano la riforma Fornero, non agevola le imprese, non sostiene l'occupazione che invece cala. A delineare il quadro della situazione è un sondaggio realizzato da ISPO per conto di Confartigianato Imprese su un campione di 1 milione di imprenditori artigiani. Il 65% degli intervistati dichiara che la riforma ha avuto effetti negativi sull'occupazione e sulla crescita economica del paese. Solo per il 4% delle imprese è invece risultata positiva, tuttavia un altro 26% degli intervistati l'ha considerata indifferente. Il restante 5% non ha saputo rispondere. Certamente la crisi economica su tutto questo ha messo lo zampino, tanto è vero che per il 46% degli imprenditori è l'elemento principale che ha scoraggiato le assunzioni. I costi fiscali sul lavoro, decisamente troppo alti, sono poi risultati il secondo deterrente alle assunzioni, indicato al 30% degli intervistati. È stata una partecipazione molto apprezzata da tecnici e operatori quella del centro consorzi alla fiera di Verona Legno ed Edilizia, da poco chiusasi. La struttura con sede a Sedico del sistema associativo di Confartigianato Imprese Belluno ha potuto infatti presentare a Verona tutta la filiera dell'assistenza alle aziende del settore, dalla formazione dei giovani realizzata dalla Scuola del Legno di Sedico a quella delle maestranze con l'innovativo patentino del carpentiere, dalle pubblicazioni specialistiche come il recente manuale del legno strutturale e della relativa certificazione allo sportello di consulenza allestita in fiera. L'appuntamento di Verona, spiega il presidente del centro consorzi Antonio Manzotti, ha permesso di allacciare nuove relazioni e avviare un confronto con le imprese e i professionisti presenti in fiera, attraverso lo sportello di consulenza risultato di grande interesse e attrazione. Scade il prossimo 12 aprile il termine per l'iscrizione all'apposito registro nazionale per tutti coloro che lavorano con i gas fluorurati, vale a dire impiantisti di aria condizionata, frigoristi, nonché autoriparatori. L'iscrizione va effettuata online, gli uffici di Confartigianato Imprese Belluno sono comunque a disposizione per l'assistenza alle aziende interessate per l'invio telematico della pratica. Attenzioni alle pubbliche affissioni. Il Comune di Feltre, infatti, informa che stanno per essere avviati a cura della concessionaria per il servizio pubblicità e pubbliche affissioni, la società Duomo, i controlli periodici di censimento delle posizioni pubblicitarie del Comune di Feltre tramite personale della società stessa. Le posizioni non regolari potranno essere oggetto di atti di accertamento, comprensivi di sanzioni e interessi se dovuti, risultando possibile per i contribuenti la facoltà di ravvedersi nei tempi e nelle modalità sancite. Il Comune di Feltre invita i propri contribuenti a verificare in tempo le proprie posizioni. Era questa l'ultima notizia, ci fermiamo come di consueto per i servizi di approfondimento. Parliamo oggi di Confartigianato, di cui recentemente abbiamo assunto il nome. Confartigianato è un'organizzazione autonoma fondata sul principio della libera adesione e aperta a tutte le componenti geografiche, settoriali e culturali dell'imprenditoria artigiana e delle piccole imprese. Costituita nel 1946, la Confartigianato rappresenta oggi a livello nazionale
più di 700.000 imprese e imprenditori appartenenti a 870 attività che nella Confederazione sono organizzate in 120 associazioni territoriali, 20 federazioni regionali, 12 federazioni di categoria e 74 gruppi di mestiere, con 1.215 sportelli territoriali ed un patrimonio professionale di 14.000 collaboratori. Confartigianato significa un impegno organizzativo, ormai sessantennale, per cercare di risolvere con l'originalità delle proposte e la forza dei numeri i problemi comuni delle piccole aziende, artigiane e non. Anche per questo abbiamo deciso di chiamarci Confartigianato Imprese Belluno. I nostri imprenditori artigiani ne fanno parte attraverso 7 associazioni e unioni provinciali, costituendo una federazione regionale, la Confartigianato del Veneto, che conta 62.000 iscritti. Noi artigiani bellunesi, per il solo fatto di chiamarci con lo stesso nome, abbiamo dei doveri nei confronti della Confartigianato, ma abbiamo anche molte opportunità che da ciò derivano e penso che questi siano superiori ai vincoli. Con questo nome siamo riconoscibili in un contesto più ampio e possiamo dare maggior contenuto e senso alla nostra rappresentanza a favore degli artigiani e dei piccoli imprenditori. Le nostre radici comunque restano. In nessun modo verrà meno la nostra storia, la nostra autonomia rispetto al sistema Confartigianato e la nostra peculiarità come associazione provinciale. E bisogna fare squadra. Seguendo le direttive della nuova Presidenza e della Giunta, è impensabile infatti riuscire a fare tutto da soli, se non altro perché ci sono competenze che ricadono ai livelli superiori. Essere presenti significa partecipare alle decisioni e apprendere cosa possiamo fare di più e meglio per noi stessi e le nostre imprese. Ritengo che la cosa più importante che dovrei fare per Confartigianato Belluno sia quella di conoscere e far conoscere le imprese associate. Com'è possibile infatti rappresentare degnamente i nostri soci e l'artigianato bellunese se non si conoscono le imprese? La risposta sembra ovvia e peraltro contiene uno spazio di azione in termini progettuali molto ampio. E dove possiamo partire allora? Direi dal nostro portale internet, che dovrà contenere i nominativi delle nostre imprese e consentire una facile consultazione non solo al nostro interno, ma anche e soprattutto dall'esterno. Ma altro potremmo offrire come artigianato? Le conoscenze delle nostre imprese dovranno nel tempo essere affinate e personalizzate, tenuto conto delle esigenze che si presenteranno e delle diversità dei mestieri presenti nell'artigianato. Avrei molto altro da aggiungere, ma mi fermo qui, ricordando che noi siamo quelli della A, la prima lettera della parola artigianato, che contraddistingue il nostro marchio. Noi siamo imprenditori e maestri del nostro mestiere. Noi siamo Confartigianato Imprese Belluno. In questo servizio torniamo ad occuparci di quelle aziende che forniscono prodotti e servizi legati alla casa e al risparmio energetico, cercando di capire quali sono davvero le nuove soluzioni. Noi ci occupiamo di impiantistica termoidraulica, impianti elettrici, impianti di risorse alternative, quindi tutto quello che serve praticamente per scaldare e raffrescare la casa. Ecco. Oggi i clienti sono sensibili nei confronti delle nuove fonti di energia rinnovabili, del risparmio energetico a lungo termine, del bene che procuriamo all'ambiente e delle detrazioni fiscali? Secondo me ancora non hanno ancora abbastanza coscienza né della possibilità che danno le risorse alternative né nemmeno della possibilità di avere anche degli sgravi fiscali, un po' anche per la grande confusione che c'è tra la normativa. Però diciamo che i nostri clienti, io mi sento di dirlo tranquillamente, possono fidarci a noi, intanto perché siamo nel mercato ormai da decenni, da più di 40 anni, lavoriamo nella zona, quindi di certo dobbiamo comportarci bene e comunque siamo in grado di studiare di volta in volta i vari prodotti che fanno proprio il caso del cliente. Quindi anche quando stiamo presentando dei prodotti, però il cliente che viene e un prodotto non fa il caso suo, non lo offriamo, insomma, ecco, preferiamo
prendere magari un contatto per trovarci dopo successivamente, in modo che proprio il cliente poi anche nel corso degli anni sia soddisfatto sia dell'impianto e soddisfatto anche di quello che può essere il ritorno economico. Siamo passati dal fuoco al gasolio, al metano, poi sono arrivati i pannelli solari, oggi si parla molto di fotovoltaico, è davvero la svolta? Secondo me sì, però bisogna essere anche convinti dell'utilità del fotovoltaico, perché sta un po' diminuendo l'incentivo al fotovoltaico, perché c'è stata tanta speculazione e quindi questo ha portato anche un po' a rovinare il settore. Però se una persona è convinta che comunque si fa del bene all'ambiente e anche un po' alle proprie tasche, secondo me un impianto fatto bene, studiato bene ad hoc, può essere molto utile. Bentornati alla rubrica Marketing in pratica. Se siete un'azienda che vende un prodotto o un servizio a un'altra azienda, molto probabilmente avrete avviato un'attività di tipo commerciale attraverso agenti. Oggi parleremo di come aiutare gli agenti a concludere una vendita. Il primo strumento di un agente è quello di avere la lista di contatti dei potenziali clienti, quindi tutte le aziende che dovrà andare a visitare per cercare appunto di fare la vendita. Normalmente queste liste hanno dei limiti. Sono obsolete, non è detto che abbiano dati aggiornati, hanno pochi dati, normalmente hanno la ragione sociale, l'indirizzo e il telefono dell'azienda e sono generiche, quindi non ci dicono per esempio il settore dell'azienda e quanto grande è, le dimensioni delle aziende. A questo punto l'agente con questa lista dovrà prima di tutto contattare tutte le aziende, verificare quelle che sono interessate e quelle no e quindi in seconda fase andare a visitare quelle che sono interessate, non sapendo ancora se riesce a concludere la vendita. Diciamo che le probabilità non sono molto alte. In questo modo la gente effettivamente dedica molto tempo poco produttivo e forse anche inconcludente. Allora, come si può agevolare invece l'attività dell'agente? Trasformando questa lista di contatti in lista di lead. I lead sono gli stessi contatti per i quali però abbiamo informazioni maggiori e sono due le informazioni che possono essere più utili alla gente. Prima di tutto il nome del decisore, di colui che decide gli acquisti in azienda, e quindi il contatto diretto, il riferimento diretto per la gente. In secondo luogo sapere se l'azienda in quel momento ha interesse ad acquistare oppure no, quindi se è nato all'interno dell'azienda il bisogno di acquistare il nostro prodotto o il nostro servizio. Queste due informazioni sono fondamentali, perché a quel punto la gente con una lista di lead potrà visitare le aziende interessate e avere una buona probabilità di concludere la vendita. Per trasformare una lista di contatti in lead bisogna avviare un'attività di telemarketing, cioè contattare telefonicamente ogni contatto della lista per ottenere queste informazioni. Il telemarketing può essere avviato internamente o esternamente alla vostra struttura. Si chiude anche questa settimana un'altra puntata di Impresa Diretta. Ricordo il numero telefonico a vostra disposizione 0437 933 201. Da Confartigianato Imprese Belluno è davvero tutto. Il sito ufficiale e il canale YouTube rimangono a disposizione per rivedere questa puntata. Impresa Diretta torna ovviamente tra 7 giorni su Radio Belluno e Tele Belluno.